Eccoci tornati in diretta con Di Sabato Pomeriggio. Volevo puntualizzare e precisare che il numero che vi do, 342 62, giusto, 342 62 75717, è il numero utile per votare i nostri 4 cantanti. È un numero WhatsApp, quindi va scritto il codice a cui volete dare appunto il numero. Vi ripeto anche un attimo il nome dei cantanti, così giusto per essere completi: col codice 01 Matteo Sica, codice 02 Diorà, codice 03 Chino, codice 04 Selvaggia. E adesso andiamo con la nuova rubrica. È il secondo appuntamento, quindi siamo tutti ancora un po' tesi, ma siamo sicuramente felici, felicissimi di essere qui, e io sono felicissima di annunciare questa rubrica Ius Arte Libri, che ci cura la nostra cara amica, l'avvocato Antonella Sotira. Buon pomeriggio, bentrovati, siamo qui con Marcello Vitale, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, scrittore e poeta, che nel 2022 ha concorso con il premio letterario Ius Arte Libri e ha vinto il premio Vis Juridica 2022 per il romanzo Nessuno mi può giudicare, un romanzo con cui il presidente Marcello Vitale ha voluto riabilitare gli anni del 68 ingiustamente equiparati agli anni di piombo. Ecco qua il libro, Nessuno mi può giudicare. Marcello, perché ha sentito così tanto il desiderio di parlare di quegli anni in cui lei a Torino svolgeva le funzioni di requirente di pubblico ministero? Io ho vissuto a Torino da sostituto procuratore della Repubblica, però poi mi sono trasferito in varie parti, se sorvoliamo, ma anche poi a Roma. Alla fine a Roma, dove abito ormai da 18 anni circa. E allora c'è stata, se vi ricordate bene, io allora ero il presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma. Nel 2010 eravamo, la riforma Gelmini, non so se vi ricordate. E allora c'erano dei giovani che già senza lavoro, ci stavano agitazioni per le strade, scaramucce anche, diciamo, con l'agente di pubblica sicurezza, i carabinieri, eccetera. Scoppia una specie di, non di rivolta vera e propria, ma comunque scaramucce, appunto le ho definite, con le forze dell'ordine. Naturalmente i soliti black bloc, no, si infiltrano. Quindi ci furono scardinamenti di pietre, di panchine, insomma le armi improprie, eccetera. Ma quello che mi ha indotto a riflettere, dico, ma non è che perché non c'era lavoro per questi giovani, che effettivamente come del resto non è che ce ne sia molto oggi, no? È un discorso endemico purtroppo. E non è che torneranno i tempi quando ero il sostituto di Torino nel 68, perché i giovani sono inquieti, perché ci stanno sempre questi che insomma si infilano dentro e trasformano anche da scaramucce e possono andare a finire anche ad atti di violenza peggiori. E ho pensato anche con una certa nostalgia, ma anche perché ero molto più giovane, nel 68 a Torino, no? I tempi di Violante, Caselli, io, insomma, era tutta un'altra Italia, vogliamo dire. Il 68, Un'Italia in fermento, il no? 68, e ambientai questo Eh. libro sul 68, Nessuno può giudicare, la cantava la famosa canzone, vi ricordate, di Caterina Di Caselli, Caterina Caselli, Nessuno sì, può sì, giudicare, che è diventato l'emblema in qualche misura neanche un del magistrato, quindi nessuno mi può 68. giudicare. Nessuno mi può giudicare, poi ecco, poi l'hanno anche interpretata così, qualcuno malizioso, come io non volessi mai, anche se commettessi qualche reatuccio, manco essere giudicato. Lungi da me questo pensiero, è solo il simbolo del Ma 68. sveliamo che era anche un romanzo d'amore, no? Perché poi nel Sì, 68 perché era un torna a inno ripetere, all'amore, no? forse tornavano anche col 68, giustamente io mi medesimavo, e qualche pulsione giovanile forse poteva anche ritornare, ma non un fatto personale. Quando uno è giovane, no? E io ho vissuto il 68 ambientato a Torino, come vi dicevo. Anche perché io sempre, per la verità, non solo adesso con il discorso che vi ho detto, questo momento preliminare, per così dire,
E beh, a un certo punto avevo sempre ritenuto che insomma la questione è irrisolta, perché i soliti soloni, critici anche in televisione, si vedono quei soloni che qualche volta anche hanno una testa abbastanza, insomma, la teoria dell'Ombroso secondo me funziona, con quelle che schiacciano sempre sto 68 sul versante, in qualche modo, insomma, era il momento in cui poi sfociò nel terrorismo, quindi in qualche modo preparatorio, per così dire, del terrorismo, mai più. Ecco, dico, è una grande ingiustizia storica. E se fosse in me io provocherei proprio una revisione della storia, e questo è il perché motivo per peraltro cui il 68 non è manco un discorso, è un movimento internazionale che proviene da Berkeley iniziale, contro l'autoritarismo anche dei politici, dei professori, del potere, diciamo, in qualche misura. Però non è che andavano a uccidere nessuno. Il 68, per esempio, personificato, bisogna capirlo, voi ve lo ricorderete perché poi è la storia, e c'erano i figli dei fiori. I figli dei fiori tutto facevano, tranne, vabbè, forse erano esuberanti perché si riunivano nelle comuni, i figli, si avverte diciamo, li ancora la tua avvertivano vis, insieme. no? Infatti E una vera poi, requisitoria la e tua poi sul i figli 68. dei fiori che si ispiravano alla grande poesia, ai poeti della New Generation, no? Stiamo parlando di Gisbert, di Gregory Corso, di Kerouac, no? Ebbene, perché andare a dire sempre sei politico? Non è innanzitutto un movimento, è un grande movimento internazionale, quando poi approdi in Europa, qui abbiamo avuto la battaglia di Valle Giulia, diciamo, transitata così, ma insomma, fu occupata la facoltà di architettura, e quindi in sostanza ci furono sì dei contrasti con le forze dell'ordine che non volevano che si occupasse l'università, e poi il maggio francese. Questi sono stati i due momenti apicali. Ma torno a ripetere, assolutamente non si può parlare Quindi di consigliamo a chi ci terrorismo. ascolta di leggere questo libro, perché il motivo per cui l'abbiamo premiato è proprio perché risponde a questa nostra missione culturale di riabilitare questo movimento. Mia, Ma speranza. nel movimento del 68 nasce anche la tua passione per la poesia, perché tu sei anche un letterato, soprattutto un poeta, e una delle opere più originali da te composte sono i canti sciolti e ballate per i morti di Indrina e di Mafia. Io ero procuratore della Repubblica in terra di 'ndrangheta vera, non immaginata. Ero il procuratore e lì c'è, ahimè, la 'ndrangheta, non possiamo farci niente. E quindi io so che tu ci tieni... E scrissi questo libro, questo è importante da un certo punto di vista, che peraltro poi fu intervistato qua a Roma dal padre quello del presidente della Fiat, del giornalista Elkann, fu intervistato nella Mondadori, che mo non c'è più, vicino, diciamo, la fontana di Trevi. C'era la libreria Mondadori, è vero. E parlai di questo libro che, attenzione, non è che canti sciolte e ballate, quindi io sotto forma di ballate, no? Vi ricordate le ballate, i trovatori, Lingua d'Occo e Lingua d'Oili del 1200? E quindi vogliamo omaggiare il nostro pubblico con quella che è una delle tue ballate che maggiormente sta a cuore a te, ma a tutti i giuristi. E che ho recitato in una saletta del Parlamento, questo, in rappresentanza appunto. della FUISI, che è la Federazione Scrittori Italiana, a cui io... Certo. Allora, intanto diciamo da dove nasce questa ballata. In parallelo con l'epica morte di Rolando e dei suoi cavalieri caduti nell'imboscata di Roncisvalle per mano degli infedeli, un episodio che tutti ricordiamo perché è eternato da Turoldo nella Chanson de Roland, il nostro presidente Marcello Vitale ha dedicato questa ballata ad un grande eroe, forse uno dei più fulgidi dei nostri giorni, il giudice Giovanni Falcone, ucciso insieme alla moglie e agli uomini della sua scorta nell'agguato di Capaci il 23 maggio 1992. E quindi Marcello Vitale in questa ballata dedicata a Giovanni Falcone. Sì, volentieri. Questo fu un libro che allora fu molto sponsorizzato dall'allora procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna, che lo volle portare anche a Firenze, eccetera, eccetera. Vabbè. Rolando a Roncisvalle cadde coi suoi paladini lottando i saracini. Invano nella valle suonò il suo olifante per richiamare Carlo. Morì senza codardia, licenza poetica, stringendo Durindarda. E come fosse ieri, nella gola di Capaci anche Giovanni cadde coi suoi cavalieri.
una spada impugnava, quella della giustizia, morente suonava l'olifante per radunar la gente contro il vile gigante della mala. Non l'uccise l'infedele Moro che il volto mostra, l'uccise il volto oscuro di Cosa Nostra. Una lacrima scorse per il suo viso quando vide il corpo della compagna di sangue intriso, e allor Giovanni più forte sonò il corno e la sua patria venne a lui attorno. Piantò per sempre sotto il suo balcone l'albero della libertà, chiamata Falcone. Grazie, grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Tu sei anche, appunto, come abbiamo detto, un poeta, anzi principalmente un poeta, questa tua vista poetica anni, sì, emerge anche nella tua prosa narrativa. Sta per nascere un libro, un'antologia di poesie. E allora ti ospiteremo nuovamente qui. Ma parliamo della tua ultima fatica letteraria con cui sei stato impegnato in un tour che ti ha visto in tutta Italia, La Bolgia dei Dannati. L'abbiamo presentato anche noi al Salotto Tevere, e quindi tu in questo libro, a parte il protagonista, questo pubblico ministero che tu ami molto, un pubblico ministero molto umano. Che poi come una te, trilogia che sto facendo con questa figura. ama il mare come te, quindi forse è il tuo alter ego, e in questo libro tu affronti la problematica dei social network, quindi quasi la bolgia dei social. Perché ti è piaciuta? Perché hai questo giallo ambientato e ha a che fare con i social? Innanzitutto è calato nella realtà di oggi, è ambientato nella realtà di oggi, e quindi in buona sostanza oggi ci stanno i social. È periodo del primo, per la verità, i primi giorni che scoppiò il Covid, diciamo, no? E quindi quelle lunghe file di camionette, insomma, che portavano anche tanti morti. Oltretutto quella è qualcosa che bisognerebbe indagare a fondo, che furono trasportati, ma non è che furono poi seppelliti al cimitero, poi furono cremati, perché tanto uno una volta cremato, arrivederci, non si può stabilire se fa parte di quei vecchietti a cui un certo potere, insomma, ha mandato poi, diciamo, proprio gli affetti di Covid. Mi pare proprio quella di Milano, quella clinica di Milano, ce lo ricordiamo tutti, ecco. E allora dicevi la domanda, andiamo... Perché sei andato, perché ti sei appassionato ai social, perché tu sei molto attivo sui social. Se oggi è ambientato oggi, è chiaro che oggi ci stanno i social. I social come tali non sono né buoni né cattivi, sono dei mezzi di comunicazione, quindi innanzitutto è l'uso che se ne fa. Ma questo procuratore, perché la figura centrale è il procuratore, cioè il procuratore vuole essere un uomo normale, fa bene le indagini, ma non vuole fanfare, non vuole agitazioni, non vuole scoop. Quanto ti somiglia questo procuratore? Parecchio, perché io sono innamorato dell'umanità, insomma, ma non questa primogenitura, questo investimento sacro con la spada della giustizia, insomma, sono cose, sono fandonie, insomma, che sono trasmesse da persone, colleghi anche che non mi appartengono, ecco, se proprio la vogliamo dire tutta, un uomo normale. E il figlio, che dato che lui si trasferisce da una città del nord, ecco questo, al sud, dice papà guarda che non vuole studiare, quindi insomma, vabbè, dice, poi era divorziato dalla moglie, dice me ne vado nella mia terra d'origine, l'Arori, e il figlio lo iscrive quasi come atto d'imperio a un social. Ecco che poi io gli ho cambiato il nome. Io ho 40.000 iscritti in Twitter, tra parentesi, follower. Quindi tu ami i social? Torno a ripetere, sì, in qualche modo sì, perché ti danno la possibilità di saltare certe lottizzazioni vergognose in Italia anche sul piano culturale, se la vogliamo dire tutta. Va bene? Infatti anche le grandi case editrici, i grandi eccetera eccetera, come sapete sono sdraiati dalla mattina alla sera a inseguire anche il successo, per così dire, e si pubblicizzano sui social, perché oggi la notizia transita attraverso i social. Ma ti sei ispirato a Dante in questo titolo, ricordando questa bolgia dei dannati? Il discorso è che ormai l'umanità ci mancava, perché poi è venuta dopo, insomma, la guerra di Putin, per cui siamo tutti quanti siamo, il titolo è La bolgia dei dannati. E allora, dal punto di vista, insomma, circostanziato, insomma, dal punto di vista della circostanza immediata,
il procuratore, dato che il figlio, diciamo, vai un po', ti diverti, passi il tempo, comincia a scavare nei social e poi piano piano, scavando, riesce a trovare anche una setta con un santone, insomma, quindi atmosfere tra l'erotico, il sacro, un guazzabuglio, diciamo così, e quindi una sorta di girone dantesco, perché parliamoci chiaro, nel sommerso ce ne stanno tanti, gli utenti, insomma, quelli che poi sono i follower, quelli che sono iscritti, spesso e volentieri, non dico tutti, ma insomma agiscono sotto falso nome e quindi possono, secondo loro, nascondersi meglio. Sì, ci fanno i cosiddetti trenini, si chiamano, se volete sapere come si chiamano, sono i trenini. E quindi si scambiano, fanno, eccetera. E fanno, in questi trenini c'è una chat nella chat, ecco, che si scambiano notizie, eccetera. E quindi poi questo santore appare con fotografie, con dei nudi o seminudi, diciamo, di donne scollacciate, per non dire altro, eccetera, eccetera. Con quel romanzo intrigante, e poi quindi non svelare ci sono molto. le pulsioni, perché lì, che voglio dire, il criminale, come poi è avvenuto, tra parentesi 40, si mette a fare il criminale, quelli che nella vita reale fa il criminale, e lì quasi quasi diventa San Francesco d'Assise, perché gli fa piacere. Il pezzente diventa uno, oggi sono stato col giotto, ho varcato, ho solcato i mari. Quindi spesso e volentieri è tutto un mondo anche fasullo, se vogliamo, e quanto amori che scoppiano pure lì, perché poi diciamo quelle che sono le chat, poi si danno appuntamenti e vanno nel reale e agiscono nel reale anche dal punto di vista amoroso. Insomma, può avvenire, io può dico, avvenire. Non è che, un luogo di incontri, un luogo di incontri. Quindi... E quindi poi, però l'altro significato più profondo del libro, c'è una figura del vecchio professore di filosofia di questo procuratore, che abita, se n'è andata di filosofia, se n'è andato in una casetta in riva al mare, insomma, vuole stare appartato, si gode questo Tirreno, con le onde del Tirreno, anche, voglio dire, il mito del Tirreno, perché il Tirreno è un mare mitico. E questo possiamo svelarlo, che c'è un tratto autobiografico, no? In parte sì, sì, dai, io conosco pure chi è che si è certo. costruito questa specie di gabbiotto, perché io ho una casetta proprio in riva al Tirreno. Vabbè. E dopodiché succede che, insomma, seguendo queste cose ci sono dei dialoghi, come se fossero due magni greci, perché poi voi sapete, no? C'è stata la Magna Grecia, la grande cultura della Magna Grecia, e si scambiano, eccetera, e hanno delle anche considerazioni su quello che è la natura che è stata sconvolta dall'uomo e che adesso si è scatenata quasi quasi il Covid, di una sorta di vendetta della natura, che con questi virus vuole uccidere l'uomo, che vuole uccidere la natura, certo. Infatti lo sta facendo benissimo l'uomo, lo sta dissolvendo. E lì c'è, in questi dialoghi, c'è proprio questo sconvolgimento della terra, eccetera, e la dannazione di questa umanità, quindi la bolgia dei dannati, ritorna in maniera più, diciamo, più vasta, più universale, quello che sta oggi avvenendo nel mondo. È così, no? Provatevi un po' a capire. Poi torna a ripetere, subito dopo è scoppiata pure la guerra di Putin, con quello che ammazza milioni di persone ormai. E quindi siamo al completo. È una bella umanità, anche col capitalismo, che naturalmente, no, voi sapete che non è una boutade, che i ricchi diventano sempre più ricchi e sono pochi, e i poveracci diventano sempre più poveri, e quindi l'umanità intera in qualche modo è veramente, insomma, in preda alla dannazione di questo uomo che è diventato un demone, oltre che... La tua forza è incredibile, guarda, staremmo ore a sentirti parlare. È così perché io non faccio comizi, cioè sono cose anche banali, se vogliamo dire, poi ognuno le avverte, no? Nel profondo anche delle proprie coscienze. Sono profondissime, infatti si sente la forza con cui le esprimi. Ma torniamo a questo fil rouge che c'è in tutti i tuoi romanzi, no? Questo erotismo, questa sensualità, che poi è quella che ti ha portato alla poesia. Tu, anche amico di Dario Bellezza, tu hai curato 9 raccolte di poesie. Ambienti moraviani, sì. Puoi spiegare al pubblico qual è cosa accomuna il magistrato con il poeta? Io ho sempre pensato che ciò che vi accomuna
e la solitudine? Perché il poeta, come Questa è il una grande grande poeta, domanda. passi tardi e lenti, solo e pensoso, anche il magistrato È solo, è un uomo trascorre solo. tantissime ore A solo e meno che non pensoso dedica le nel sue ore decidere. a suoni di fanfara, come diceva, e ce ne stanno tanti. Poi quelli No, te li parliamo raccomando. pensiamo al magistrato che invece dedica, Sì, che fa che magistrato, fa il degno di magistrato e questa dedica tante funzione. ore alla sua funzione, e come tu hai dedicato tante ore ai tuoi versi. Qual è la tua molla, quella che ti spinge a creare, a creare poesia? Innanzitutto c'è anche un impegno civile, perché Ecco, infatti Canti ecco. Sciolti, ma anche altri, c'è sempre questa costanza. Ma poi c'è la reattività, noi non abbiamo alternative, lasciamo stare ora anche c'è anche la religione, insomma, eccetera, eccetera. Ma l'uomo non ha alternative, l'uomo è un reattivo. L'uomo in qualche modo ha capacità, quando tutto proprio va male, di andare oltre. Non so come, ma va oltre. E certamente la poesia ti fa raggiungere anche dei livelli che non è la filosofia, non è la matematica, è qualcosa che sfida, è un'eterna sfida contro il nulla, il nihil. E allora in qualche modo, diceva Sartre, il grande filosofo, io sono stato vicino all'esistenzialismo di Sartre, veramente, diceva che quando poi a un certo punto ti trovi con le spalle al muro e qualcuno si è pure sparato, bene, allora questo giorno che non c'è te lo inventi tu. Bisogna sapere reinventarsi il mondo e la poesia ti aiuta. Questo è un po'. Senti, per rispetto ai giovani d'oggi, a questa situazione attuale, tu avverti che dopo il Covid c'è un fermento diverso, c'è questa capacità di reinventarsi, di andare, questa vicinanza, abbiamo sentito anche prima nella rubrica di Massimo Bomba, questa attenzione maggiore verso l'oltre, verso lo spirituale, l'infinito? Sì, sì, c'è anche un certo ritorno, per esempio, alla poesia, che sembrava anche un qualcosa, una specie di clan, dei momenti, diciamo così, di nicchia, ecco, una cultura di nicchia. C'è un ritorno, perché i giovani hanno una grande insoddisfazione e capiscono che oggi come oggi c'è anche la possibilità di diciamo, come dire, articolare meglio e riuscire ad ergersi anche al di là attraverso quella che è la tecnica, quando la tecnica però è diciamo, permeata d'umanità, non il robot. Pensate un po' al metaverso. Il metaverso che nasce come nasce, lo sapete tutti, è inutile, però a un certo punto, ecco, è un voler andare altre. A Genova c'è anche diciamo un professore proprio dell'Università di Genova che ha fatto un incontro con un noto romanziere, Cohen, se non vado errato, Sì. ecco che ebbene, i giorni, il suo romanzo famoso, no? I giorni della solitudine, questa fase del genere, e sono riusciti a capire che certo i robot, no? Ci vogliono. Ci sono anch'io qua, visto che si gira verso di me, Ma mi faccio vedere attenzione, perché no, sono felicemente sorpresa, la conoscevo, ma conoscevo i Antonella, il robot, tuo ospite, ma lui è ma modernissimo, i robot per anche esempio. perché va, capito, da un argomento all'altro Sì, come... ma E finisco e ha uno chiudo. social media manager speciale, suo Ma nipote. i robot, si dice sì, d'accordo, però c'è un incontro tra lo scrittore e questo tecnico nella robotica, eccetera, dice però noi, attenzione, è sempre l'uomo perché il robot poi può distruggerti. Tanto è vero che di recente il vicepresidente di Google, per esempio, si è dimesso, quindi noi abbiamo diversi livelli anche di prove concrete, perché non voleva essere ritenuto in qualche misura e sentirsi soprattutto nel fondo della propria coscienza responsabile del disastro, perché cioè che il robot, se quando è molto perfezionato, potrebbe anche addirittura impossessarsi l'intelligenza artificiale di quella Certo. dell'uomo e poi siamo in mano al robot.
Abbiamo un minuto, giusto per i saluti finali di questa rubrica, per poi tornare con Io Canto. Prima abbiamo pensato con il Presidente Vitale che oltre a consigliare di leggere i suoi libri e le sue raccolte di poesia, potremmo consigliare, anche per ricordare il Presidente Napolitano che ci ha lasciato, il discorso che il Presidente ha pronunciato e che è stato pubblicato dall'Istituto Poligrafico Zecca di Stato il giorno 9 maggio 2008, che è la giornata della memoria delle vittime di terrorismo, che è il giorno in cui è stato ucciso Aldo Moro, perché in quel discorso, con il ricordo anche di tutte le vittime che ci sono state di terrorismo, c'è la possibilità di cogliere questa differenza fra il 68 ed un movimento assolutamente contrario che è intriso di violenza, che è stato il terrorismo. Guardate due e ho finito, perché è vero questo. Ecco, Sofri è stato condannato ed era terrorista. Poi c'è un grande giornalista, ora non ricordo, mi sfugge il nome, che anche lui proviene dal 68, capo del 68 di Trento. Poi dopodiché questo milita pure lui in lotta continua, poi quando cominciano a avvelenarsi, perché lì poi ci fu una fusione si incontrarono alcune frange del 68 con il movimento operaio a Torino, no? Ecco, no, e certo. lì poi cominciò anche, si avviò il terrorismo. Io purtroppo ma questo mi andò dispiace che devo e fu tagliare. ucciso dalla mafia, perché contrastò in Sicilia la mafia da Trento. Quindi, ma noi lo rinviteremo di nuovo. Ma io soprattutto lo voglio nella mia rubrica L'Emigrante, perché per chi più di lui che arriva dalla Calabria a Roma quindi può essere invitato nella mia rubrica. L'Emigrante glielo dico io. Assolutamente. Noi andiamo buona lettura, alla prossima settimana. Andiamo con la pubblicità. Possiamo alzarci? Bravi.